Genti chiede alla Lega di uscire da Fondazione Cassamarca, sulla quale la bufera non si quieta. Tutti gli occhi sono puntati sul presidentissimo Dino De Poli, che non sembra intenzionato a farsi da parte. La crisi non è solo di facciata. Io ho fatto la mia proposta, che è la proposta di dire se c'è un momento di crisi finanziaria della Fondazione si intervenga soprattutto sul livello delle indennità che vengono pagate, che complessivamente raggiunge 1 milione di euro. La proposta di Antonini è stata chiara. Riduciamo, azzeriamo le indennità degli organi di amministrazione della Fondazione, visto che non naviga in buone acque. Prima di tagliare i servizi al territorio si taglino le indennità che a mio avviso, soprattutto in alcuni casi, sono assolutamente sproporzionate. Indennità che sono cose d'altri tempi, spiega Antonini, e non più accettabili, certamente non in un periodo come quello che stiamo attraversando. Bisognerebbe dare un segnale forte, la Fondazione dovrebbe dare un segnale forte, quello della riduzione o dell'azzeramento delle indennità sarebbe il segnale che non si è sordi alle provocazioni della città rispetto a una cosa, qual è la Fondazione, che è un bene della collettività, non è un bene di qualcuno. Sulla vicenda tutti si sono espressi, oggi il governatore Zaia ha ribadito il suo pensiero. Gentilini chiede alla Lega di uscire da Fondazione Cassamarca. Lei che cosa ne pensa? Ma che non mi occupo di queste cose, io sono un esperto di De Poli, di conti della banca, della Fondazione, insomma ho già detto quello che penso.